da Lorenzo. Ci incontriamo spesso con te. A farci compagnia e comunque ad assistere nel ballo una coppia del gruppo folk olbiese di Olbia. Prego. Buonasera Sergio. Allora, ballo Brincu, Classico, ballo da piazza di Irgoli, potete anche ballare giustamente come avete fatto con Peppino e con Checco, e poi alcuni balli con la coppia del gruppo folk olbiese. Balli di Irgoli dentro la tradizione qua in piazza Belvedere. Lorenzo Chessa.
il talento di Lorenzo Chessa, l'abilità della coppia del gruppo folk olbiese al servizio della conoscenza e della tradizione. Grazie. Allora, il gruppo folk Castello e Savaia, ancora un ballo, glielo celebriamo adesso a tutto il pubblico, bel pubblico che balla. Perché non vi fate un applauso? Fatevi un applauso anche voi, perché siete meravigliosi. Grazie veramente alla Proloco di Posada, all'amministrazione comunale, per aver creduto in questo progetto che è stato presentato dal suonatore locale Andrea Marongio, questa prima edizione, prima rassegna di Notas Desonete. Grazie veramente, perché siamo in tanti, si aveva paura della pioggia, invece poi è stata clemente con tutti noi. Allora, Castello e Savae su Ballo Isancu. Voglio ricordarvi, intanto che prepariamo microfoni in gruppo, il 23 alle ore 21 tutti qua in piazza Belvedere, perché sempre insieme alla Proloco, all'amministrazione comunale, andremo a celebrare il festival regionale del folklore dedicato ai mini gruppi folk. Sarà un momento conviviale, un momento di fratellanza, di solidarietà, per vivere insieme a più giovani i suoni e i balli identitari che porteranno dai loro paesi. Quindi il 23 dalle 21 tutti qua in piazza Belvedere. Allora, ballano a terra? Ah, bene. Quindi ci allarghiamo un po' di più, fatta la gentilezza, così. Su Ballo Isancu, perché ha bisogno di spazio, così diamo la possibilità a tutti anche di poterne godere. Andrea, siamo pronti? Vai pure.